Al loro arrivo in Sicilia, gli arabi avevano già conquistato tutte queste, avevano accumulato tutte queste conquiste scientifiche ritrovate nelle varie culture che avevano assimilato in una sola, con la lingua araba, tradotte tutte in arabo. Avevano tradotto tutti i libri di tutte le lingue dei popoli confinanti, i persiani, gli indiani, l'Iran, l'Iraq, tutti questi paesi che vivevano attorno ai traffici degli arabi, già unificati dalla lingua con Maometto, da questa prima unificazione linguistica avvenuta molti secoli, 4 secoli prima. Nell'VIII secolo quindi gli arabi hanno il massimo dell'espansione, arrivano, si diffondono nel Mediterraneo fino ad arrivare in Spagna e in Sicilia. In Sicilia tutta la loro scienza si trasforma in edifici stupefacenti di una perfezione e di una cognizione anche oltre che architettonica, astronomica, scientifica, anche nella medicina erano i primi nel mondo, e arrivarono a costruire in Sicilia delle opere che ancora oggi sono qui davanti a noi, dopo oltre mille anni sono ancora edificate e visibili. Qui davanti a noi abbiamo il palazzo iniziato dagli arabi che poi ospitò il Parlamento siciliano. Questa grande scienza venne trasformata in una filosofia, in una cognizione, in una religione che ha prodotto una delle più grandi e magnifiche culture del pianeta. Poi arrivò anche la stessa concezione dell'assimilazione nel regno di Federico II, quando finalmente Federico, servendosi anche di questi grandi maestri arabi, decise di tradurre tutto in siciliano. Quindi la stessa operazione che gli arabi fecero con Maometto, unificando la cultura araba in una sola lingua in cui era scritto il Corano, fece similmente Federico II facendo tradurre tutte le opere in volgare, dal latino, dal greco, dall'ebraico, dall'arabo, riuscì a tradurre in volgare in siciliano, la lingua nuova, la lingua del popolo, scritta per la prima volta in forma poetica intorno al 1250, prima a Messina da Stefano Protonotario e poi alla corte di Palermo dai vari Vincenzo d'Alcamo, Ciullo d'Alcamo e da tutti gli altri poeti, fino addirittura a Federico II, che scrisse anche lui delle opere in siciliano. Questa unificazione di tutte le discipline in siciliano, come aveva fatto l'arabo 4 secoli, la lingua araba 4 secoli prima, che aveva tradotto tutte le altre lingue, dall'indiano, dal persiano, le varie conquiste, ha prodotto in Sicilia lo stesso effetto, cioè ha generato una cultura nuova che finalmente unificava tutte queste conquiste per produrre altro, per produrre cose nuove e moderne. Questo è in realtà il germoglio di una nuova era, di una liberazione in tutte le discipline del scibile umano. A questo si aggiunge poi la catastrofe della caduta di Costantinopoli, prodotta anche questa dall'interesse della Chiesa a non fare continuare questa indipendenza della Chiesa di Costantinopoli, della Chiesa cristiana di Costantinopoli, facendola finire in mano ai turchi. Questo produsse un ulteriore concentramento della scienza di quella antica capitale del Mediterraneo in Sicilia. Infatti gran parte dei letterati trovarono rifugio in Sicilia, dove la grande cultura trasportata dagli arabi, dall'Oriente attraverso gli arabi in Sicilia, venne ulteriormente arricchita da quest'altro nuovo passaggio di
cultura orientale che era depositata negli scienziati, nei letterati di Costantinopoli, che trovarono poi rifugio in Sicilia. Quindi nel corso di 2 secoli si ha una rivoluzione culturale sconosciuta in Europa, e la Sicilia diventerà nel corso di 2 secoli il centro culturale del mondo, perché riusciva ad accomunare in una sola nazione, nel Regno di Sicilia, tutto quello che attraverso gli arabi, attraverso Costantinopoli, si era accumulato in un'unica università intesa come luogo di studio, e questo ha prodotto il Rinascimento, ha prodotto l'apertura degli studi in tutte le discipline che per oltre 1000 anni erano state tenute nell'oscurantismo dalla Chiesa di Roma. Una grande rivoluzione culturale che poi sboccerà anche in Italia molto tempo dopo, e che viene erroneamente definito come Rinascimento italiano, ma in realtà il vero Rinascimento è questo, nato a Palermo nel 1250, è la rivoluzione che Federico II porta in Sicilia, traducendo tutte le opere scientifiche e letterarie in siciliano.